sistema delle PMI, delle piccole e medie imprese, è un sistema straordinario, posso spingermi a dire irripetibile, perché riusciamo ad avere all'interno delle nostre aziende, dalla progettazione alla realizzazione alla commercializzazione, tutto il massimo che si trova realmente al mondo. Questa è un'azienda che ha esattamente queste prerogative, parte da un'idea del cliente che viene sottoposta all'azienda e attraverso una progettazione di altissimo livello con soluzioni innovative, perché qui l'innovazione è il cuore di questa azienda, porta a una realizzazione di macchinari tutta interna con diciamo un prodotto che possiamo definire, penso che non sarò smentito da questo, made in Friuli in maniera totale. E questo per noi è un qualcosa di veramente importante per tutto il sistema, quindi non solo per la singola azienda che ha una esportazione pari al 90% più o meno, il 90% va nel mondo, ma tutto quello che c'è all'interno di questi macchinari è tutto prodotto in regione, e quindi per noi è frutto poi quindi di altre aziende manifatturiere, delle piccolissime aziende che reggono in questo settore, ed è proprio un fattore virtuoso del sistema Friuli Venezia Giulia, il sistema dell'innovazione, quindi puntare su prodotti altamente innovativi ma che nello stesso tempo abbiano la produzione qui nella nostra regione. Sono particolari i colori di questi macchinari. Qui sorridiamo perché mi è appena stato detto che la scelta è stata proprio loro, cioè nel senso che sono i colori del Friuli Venezia Giulia, quindi la scelta è proprio una scelta altamente come dire, legata al nostro territorio, ai nostri colori, alla nostra regione, e devo dire che questo ci riempie ancora più d'orgoglio, e quindi vanno ringraziati per questa scelta, va ringraziata l'azienda Pinosa. Pinosa, che cosa realizzate in questa azienda e cos'è la vostra punta di diamante? Beh, noi realizziamo macchinari che fanno la prima lavorazione della biomassa legnosa vergine per scopi energetici, quindi per ottenere legna d'ardere, carbone vegetale e combustibile per impianti di gassificazione che ultimamente sta prendendo parecchio piede. Sono trasportabili direttamente sul posto, nel bosco? Certi macchinari sì, sono trasportabili, altri sono impianti molto più grandi, fissi, grossi impianti industriali, ed altri sono invece diciamo stazionari, secondo il tipo di esigenze che ha il cliente, perché noi costruiamo sia macchinari di serie ma soprattutto macchinari speciali secondo le esigenze del committente. Sì, come no. Lui lo metteva in mezzo.